Da una parte che in termini economici non c'è una grandissima differenza, dall'altra che i chilometri fatti da da APS erano sicuramente più di quelli fatti da Bus Italia per quanto riguarda il percorso urbano. Cobas all'attacco di Bus Italia. Lo fa confrontando i dati a loro disposizione tra la gestione APS e l'attuale tra il 2013 e il 2023. In 10 anni gli autisti impiegati sono scesi da 368 a 288, a cui si aggiungono 45 dipendenti di società in appalto. Sono calati anche i passeggeri, che da 27 milioni del 2014 sono arrivati a quasi 14 milioni e mezzo del 2021. Sicuramente il Covid ha inciso molto per quanto riguarda il numero di passeggeri, però incide anche molto il fatto che un utente non ha una certezza rispetto a quello che è, diciamo, il servizio che gli viene offerto. La carenza di corse, la mancanza di sicurezza sulle corse che sono previste ovviamente porta la gente ad usare le auto. Le malattie in questi 10 anni sono aumentati, si è passati da un'incidenza di circa il 3% del 2013 al 10% degli ultimi anni. I turni dei dipendenti, dicono i rappresentanti dei lavoratori, si sono evidentemente appesantiti, andando ad incidere anche sulla vita privata. Noi abbiamo questo elastico sui turni, no? Che può variare dalle 7 alle 10 ore e mezza. Teniamo conto che la maggior parte dei turni, una buona parte dei turni diciamo, è da turno spezzato, che è una pausa in mezzo che può essere di un'ora fino alle 2 ore. Certamente quelle 2 ore là sono ore tolte alla famiglia, che potresti gestire tranquillamente le vite familiari, e questo non riesci a farlo.